qualche cosa su un artista argentino al quale noi teniamo particolarmente, è Fito Páez, è una specie di, non so, Che di meraviglia. Claudio Baglioni, o di... Possiamo fare un paragone, considerando la Beh, grandezza, un io Vasco Rossi? bravo Mm. perché guarda, È più rocchettaro. bravissimo. Partiamo di questa cosa, Fito Paes perché Rodolfito, come a me dicono Sì. Dieguito, Ah, Rodolfito. E sì, quindi Rodolfo Fito, il sì, finale di Rodolfito, certo, Fito Paes. E lui certo. è una sorta, sì, di trovatore del rock argentino. E poiché il nostro, Vasco Rossi sarebbe Charlie Garcia, Esatto. intendo che Fito è davvero il suo erede e mi posso permettere di dire uno che ha superato se non altro per la dimensione internazionale che ha preso, e in più in questo comprendo perché io immagino anche tu personalmente sia innamorato di Fito Páez come me, d'altronde, perché comunque è legatissimo tantissimi artisti, anche Charlie Garcia, al Brasile, alla Sì. cultura No, a brasiliana, parte non solo quello, comunque, legatissimo, no, comunque no, Diego, però non solo nel gusto, ma anche sì, per sì. tante collaborazioni, perché Diego, davvero ho scoperto, rileggendo la sua insomma, biografia, festeggia 30 anni di musica e ha fatto tantissimo Diego ha scritto insieme anche a delle immensi della canzoni, musica. Diego scusa, forse c'è un po' di ritardo, non riesci a sentirmi, ha scritto anche delle canzoni romantiche, cioè non è soltanto un compositore tipicamente rock, e questa sua versatilità, questa sua apertura che a me affascina, per esempio una sua versione di Caetano Veloso di Un vestito in un amor è stata una delle perle di fine stampa di Caetano Veloso. Insomma, è davvero un grande compositore che scrive delle parole bellissime. La canzone che vorrei farti ascoltare, che sicuramente conosci, che è stata presentata al Grammy Latino come miglior brano pop rock, e l'album al quale questa canzone appartiene è stato candidato come miglior album dell'anno, è La canzone de las bestias, che parla proprio dell'atteggiamento umano, della grande varietà di punti di vista dell'essere umano e di affrontare la vita in maniera totalmente diversa l'uno dall'altro. Sentiamoci il brano e poi commentiamo insieme il testo. La canzone de las bestias, Fito Páez. Todas las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio. Fito Páez, La canzone de las bestias, la canzone delle bestie. Le bestie siamo noi, gli esseri umani. Ci sono tante cose da dire su questo brano, no, Diego? È davvero poesia, È guarda, tu hai tosto, eh? detto benissimo, poi lui riesce a far convivere questa ballad in questo modo così struggente, poi ci sono dei brani rock davvero fortissimi. Io penso che in un album che parte credo nel 92, che io ho ancora, conservo gelosamente, che si chiama El amor después del amor, Sì. la dimensione di Fito internazionale, credo che sia stato un album di svolta assoluta, e lui è un eclettico, è il maestro degli eclettici musicisti argentini. Proviene Molto, da molto questa. intenso questo testo in cui ci sono delle quartine che dicono: la pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. Cioè, dove Sì. la domanda è come si può credere che si possa, diciamo, Sistemare il armonizzare un mondo. mondo dove tutti quanti vogliono avere ragione. Avere ragione, è vero, è vero, Ed è è per vero, questo che lui ma chiama lui gli esseri umani bestie, giusto? bestie, purtroppo è è una quota che ognuno di noi credo abbia e che bisognerebbe lottare infinitamente per toglierla. Poi lui viene da questi capolavori poetici, appunto in un album che si chiamava Heroes, ha scritto Yo vengo a ofrecer mi corazón nella Sì, versione di bellissimo. Mercedes Sosa,
lui già parla della luna dei poveri che è sempre aperta, lui parla di chi ha detto che tutto è perduto e quindi lui vuole offrire il cuore come fosse una pugnalata, e per aprire il cuore, per aprire l'anima, insomma. Certo. È davvero un poeta immenso, davvero grande. Chapeau alla carriera. Oggi, grazie a Diego Moreno, conosciamo la musica del nuovo album di Diego Moreno ed entriamo ancora di più nella realtà di un grandissimo cantautore argentino che gli ascoltatori di Stereonotte Brasil già conoscono da diverso tempo, che si chiama Fito Páez. Tu però non solo stai portando la musica del tuo paese nel nostro paese, ma nel tuo repertorio c'è un occhio di riguardo ad un grande cantautore italiano con il quale tu hai lavorato, hai avuto l'onore di condividere con lui per tantissimi anni il palco. Questo cantautore è Fred Bongusto. Non posso non parlare di te e di Fred Bongusto quando ti intervisto, quando facciamo i nostri collegamenti, perché insomma questo tuo incontro non solo è stato importante per te per introdurti ancora di più nella realtà musicale italiana, ma è stato importante per Fred in un momento in cui poi Fred purtroppo ha smesso di esibirsi. Tu sei stato colui che più di ogni altro ha cercato di tenere viva l'attenzione su questo nostro grande cantautore. E di questo ti sono grato, sono sempre onorato e anche emozionato, non poco, per dirti che lui in qualche modo ha regalato a me questo cammino insieme di oltre 15 anni sul palcoscenico. Siamo stati appunto in Uruguay, in Argentina, in Spagna, insomma un po' ovunque nel mondo, e mi ha dato anche non solo la gioia di accompagnarlo, ma anche di scrivere molti testi dei suoi capolavori. Ricordo sempre con grande emozione Tus Besos, che ho scritto in spagnolo, e l'adattamento di Doce Doce, che è stato il primo suo successo. Poi tu hai detto bene, la musica leggera italiana con la M e la L maiuscola, ma anche la musica internazionale, perché tu mi insegni che immensi come João Gilberto amavano anche la parte della musica del repertorio di Fred Bongusto, il che la dice lunga. Sì, davvero bello. Mi è piaciuto moltissimo questo brevissimo racconto tuo sulla tua convivenza con Fred. Immagino che in giro per il mondo chissà quante ne avete combinate. Poi soprattutto quando magari lui, non parlando bene il castigiano, veniva introdotto da te in Sud America, no? Incontrando persone importanti, diplomatici, ragazze bellissime. In sottofondo c'è questa chitarra del maestro Domenico? Mauro Di Domenico, che saluto, un grandissimo, che ha fatto un album su Ennio Morricone meraviglioso. Mi piace moltissimo questa canzone, che è 3 settimane da raccontare, reinterpretata da Diego Moreno nell'album Canzoni di buon gusto. Stiamo chiacchierando amabilmente con questo grande artista argentino che vive qui da noi in Italia. Nei Campi Flegrei, vero? Da quelle parti? Pozzuoli? È vero, sono un flegreo d'adozione. Maraviglia. Brillanti sparsi sulla pelle bionda, tu esci come bene da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi. La nostra canzone è prima da 3 settimane, 3 settimane da raccontare agli amici tornando dal mare. Ma cosa ho detto di male? Non fare l'offesa, ti prego, ritorna qui. Tanto poco che ci conosciamo e ancora non t'ho detto che ti amo, ma ogni giorno che passa mi sto innamorando di più. Sei andata a piangere in cabina, ma non aver paura, non è soltanto un'avventura.
avventura. Ti prego adesso apri per favore e asciugati che prendi il raffreddore. Ma sì, ti voglio bene almeno da 3 settimane. 3 settimane da raccontare, un'estate, un dolcissimo amore. Tu t'avvicini e mi abbracci, tu piangi e sorridi e mai perdonato già. Il sole si nasconde dietro il muro, la luna fa una virgola nel cielo e noi viviamo la nostra canzone che non finirà. E noi viviamo la nostra canzone che non finirà.